Lo aveva promesso ad Agrigento il 15 maggio scorso e la promessa è stata mantenuta. La devastata spiaggia di Eracleamino ha già il progetto esecutivo pronto per fronteggiare l'erosione. Lo dichiara il presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Il via libera è arrivato dall'apposita conferenza di servizi. Il ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione marina di Eracleamino ricade nei comuni di Cattolica Eraclea e in parte in quello di Montallegro. Il progetto, che è stato redatto dagli uffici del commissario di governo coordinati da Maurizio Croce, pone rimedio finalmente al processo di erosione del tratto di costa che va da Capobianco verso est per circa 2 chilometri. Negli ultimi anni la linea di costa è arretrata di oltre 100 metri, sottraendo parte del boschetto adiacente alla riva e mettendo a rischio diverse strutture turistico-ricettive. In appena 3 mesi, afferma soddisfatto il presidente Musumeci, abbiamo rimodulato il patto per il sud, reperendo 4 milioni di euro utili per il superamento dell'emergenza della costa. Nell'intervento verranno privilegiate tipologie di opere non invasive dal punto di vista paesaggistico e ambientale. È prevista la realizzazione di 3 pennelli sub-ortogonali alla linea di costa, realizzati con materiale lapideo, e ripascimento artificiale con l'utilizzo della sabbia del porticciolo turistico di Siculiana Marina. L'utilizzo della sabbia, conclude il governatore, consentirà da un lato la sistemazione della costa di Eracleamino senza far uso a cave marine o terrestri e dall'altro renderà fruibile lo stesso porticciolo completamente insabbiato da almeno un trentennio, ridando impulso alle attività turistico-ricettive della zona. Mare Amico esprime soddisfazione per l'approvazione delle opere finanziate dalla Regione Sicilia per salvare la spiaggia di Eracleamino, aggredita dall'erosione costiera, ma nutre parecchie perplessità sulle modalità progettuali. Le 3 barriere rappresentano una struttura rigida di vecchio stampo ad alto impatto visivo che stravolgerà le caratteristiche paesaggistiche di Eraclea. E poi l'idea del ripascimento artificiale, praticato utilizzando 184.000 metri cubi delle sabbie provenienti dal dragaggio del porto di Siculiana, in assenza di modifiche strutturali del porto, rischiano di essere solo un palliativo temporaneo e spreco di denaro pubblico, conclude.